IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Il CUS Cagliari cerca la prima vittoria nel 2019 nel match interno contro la quarta forza del campionato, il Faenza Basket Project di Simona Ballardini, determinato dal canto proprio a cancellare l'ultima negativa prestazione in terra isolana, culminata con la sconfitta sul campo del San Salvatore Selagius. Benvenuti al Palacus di Cagliari, 16ª giornata del campionato di Serie A2 femminile girone sud. Il CUS Cagliari, come detto, vuole dar seguito alla bellissima vittoria, alla bellissima affermazione che aveva chiuso il 2018, il successo nel derby contro il San Salvatore Selagius. La squadra di Federico Sciascia ha leggermente rallentato il proprio ruolino di marcia nelle ultime 2 settimane, 2 battute d'arresto consecutive, la prima a Civitanova Marche con il punteggio finale di 67-61, la seconda su questo campo sabato scorso al cospetto della Mattei Plast Bologna. La squadra ovviamente sta lottando anche contro tanti acciacchi e infortuni, in alcuni casi pure come nella circostanza accusata da Silvia Favento, che comunque questa sera ha effettuato il riscaldamento con le compagne e a referto vedremo se ci sarà spazio per lei. Tutto pronto per l'inizio di questa partita che viene arbitrata dai signori Federico Barra di Torino e Riccardo Falcetto di Claviere. Un'occhiata agli starting 5 per le padrone di casa del CUS Cagliari. Ci sono Giulia Ridolfi assieme a Erika Striulli, Eugenia Caldaro, Rachele Niola e Aneta Kotnis. Faenza risponde con Simona Ballardini, eccola in punta, a cercare di battere Ridolfi, penetrazione vincente buttandosi a destra per la giocatrice a lungo protagonista anche con la canotta azzurra. Dicevamo del quintetto di Faenza, ci sono ancora Licia Svienbacher con il numero 4, con il 24 la lituana Jeva Preschinita. Intanto Ridolfi si prende, sbaglia il tiro da 3 punti, ma l'impegno a rimbalzo di Rachele Niola vale l'extra possesso, ancora a strappare il pallone l'ex Antonianum, dicevamo ancora per Faenza con il numero 5 Sara Franceschini, con il numero 6 Lucia Morsiani. Questo il quintetto schierato da Cristina Bassi, anche se la vera leader anche dal punto di vista tecnico in panchina è Simona Ballardini per quanto riguarda Faenza. Un altro tiro sbagliato per il CUS, prova a giocare ora la transizione Faenza con Franceschini, il suo lavoro dal palleggio, quindi Morsiani cerca il giro sul perno, poi il pallone fuori, c'è il fischio arbitrale, dovrebbe esserci stato un fallo commesso da Aneta Kotnis, se non abbiamo interpretato male il fischio arbitrale. Fallo che permetterà a Faenza di rimettere sempre in zona d'attacco dal fondo con Simona Ballardini. 8,59 per chiudere il primo quarto. Il CUS prova a portarsi dall'altra parte con Erika Striulli, ci sarà la rimessa invece in seguito alla palla persa in favore di Faenza. Allora dal palleggio Licia Svienbacher si crea lo spazio per il tiro, lo manda a segno dall'angolo, più 4 Faenza in questo avvio. 8,38 per chiudere il primo quarto. Ancora mani fredde nell'attacco del CUS, vediamo se le universitarie riescono a sbloccarsi con questo possesso offensivo che passa dalle mani di Rachele Niola, cerca di andare in penetrazione a tutta velocità, attacca verso destra, va a segno, rompe l'impasse Rachele Niola con il primo canestro della partita nel CUS Cagliari, qui un po' dimenticata lungo la linea di fondo la giocatrice di Faenza, si tratta di Franceschini. C'era stata però un'irregolarità commessa in attacco e allora la sfera viene assegnata al CUS per la rimessa da zona difensiva. 8,14
Niola verso Erika Striulli. Ricordiamo che il CUS questa sera si trova a fronteggiare il migliore attacco del campionato di Serie A2 femminile, 72,2 punti realizzati di media. Una squadra con anche la miglior percentuale da 2, 51%, il che significa una ottima propensione interna per la compagine romagnola. Intanto si affida ancora a Simona Ballardini. Gran distribuzione di punti nell'attacco faentino, che non vede nessuna propria giocatrice tra le prime 20 migliori marcatrici di questo campionato di Serie A2. Intanto il gioco a 2 tra Kotnis e Ridolfi, poi la palla per Erika Striulli, cerca uno spazio per la penetrazione, non lo trova, si va in angolo ancora da Kotnis, attaccata da Schwienbacher. Bel giro sul perno per Kotnis, che però sbaglia il tiro, abbastanza rammaricato eufemisticamente Federico Sciascia in panchina. Qui un pallone sparato oltre la linea laterale per Faenza, in particolare per Simona Ballardini, con la compagna Morsiani nella circostanza, che aveva abbozzato un taglio verso il centro dell'area. Ballardini invece si aspettava che si allargasse per ricevere. Naufraga allora il possesso faentino e il CUS ha una chance per riportarsi in parità o addirittura per sorpassare. 7 minuti 4 secondi, la prima sirena della partita, rimessa in attacco sempre per le rossoblù. C'è Niola a eseguire Striulli, che esce dal blocco granitico portato da Aneta Kotnis, quindi Ridolfi, il pallone fermo, poi attacca anche lei verso destra. In questo caso Morsiani era abbastanza lenta sui piedi in corrispondenza del primo passo della sua avversaria, non è riuscita però a realizzare la giocatrice del CUS Schwienbacher, una tripla senza alcun ritmo, cortissima, assolutamente da dimenticare, e Cristina Bassi decide di chiamare il primo time out della partita. Ritmi blandi, non un gran spettacolo finora a Sa Duchessa. Time out e una piccola pausa pubblicitaria per noi. Sei minuti 45 secondi al termine del primo quarto, punteggio bassissimo qui al Palacus di via Ismirionis, avanti Faenza 4-2. In lontananza vediamo il time out, come detto condotto da Simona Ballardini. 92 presenze in nazionale per lei, uno scudetto, 2 coppe Ronchetti, 2 coppe Italia conquistate in carriera, come detto quasi 100 presenze complessive in nazionale. L'età avanza, ma rimane sempre un lusso assoluto per la categoria, ed è stata Ballardini peraltro uno dei segreti della scorsa grandissima annata di Faenza, a un passo dalla promozione in Serie A1, nonostante partisse dalla posizione numero 7 addirittura nella griglia playoff. Nel corso della nostra telecronaca ci sarà senz'altro modo di approfondire i temi della scorsa stagione. Intanto qui si cercava di servire con un pallone profondo Aneta Kotnis, che però secondo l'interpretazione arbitrale va a sbracciare in maniera eccessiva proprio su Simona Ballardini. Viene sanzionato così il fallo in attacco della giocatrice polacca del CUS Cagliari, che torna mestamente in zona difensiva. Ora prova ad allungare in maniera leggera la difesa Federico Sciascia, con un accenno di raddoppio anche per Rachele Niola, indotta in qualche modo quindi l'infrazione di passi. Franceschini, palle perse, brutti attacchi da una parte e dall'altra, una marea di errori, si scalda Silvia Pavento. Vedremo se rientrerà sul parquet proprio nel corso di questo primo quarto. Kotnis, una tabellata, ancora poco ritmo, diciamo così, nell'attacco del CUS. Vediamo se Faenza riesce a fare qualcosa di meglio. Si parte con il pick and roll, servita Morsiani, palla dentro per Preschienite, leggermente spinta al momento del tiro da Ridolfi, che era in ogni caso in ritardo sul tentativo difensivo, insomma,
per fermare l'avversaria. Ecco che arriva il cambio, Kotnis, che se non andiamo errati dovrebbe essere già gravata di 2 falli. Al suo posto c'è Silvia Favento, un durissimo infortunio per lei qualche settimana fa, anzi direi oltre un mese fa ormai. Una botta al costato che le è costata carissima. Intanto Preschinite manda a segno il primo tiro libero con questa meccanica abbastanza particolare, ma che si è rivelata comunque efficace col primo libero, lo è anche col secondo. Faenza si porta così sul 6-2, 5 minuti 54 secondi, quasi alla metà del primo quarto. Ridolfi riceve in punta, quindi Favento vuole subito rompere il ghiaccio, si prende il tiro, rimbalzo lungo conquistato da Franceschini, vediamo se parte la transizione di Faenza. Schwienbacher rallenta, attende le compagne e provvede alla chiamata del gioco corner nell'attacco di Faenza. Favento finisce per terra, Ballardini, non c'era il fallo in attacco in precedenza, in maniera più assoluta Schwienbacher, altra bella linea di fondo, quel pallone sputato fuori. Ballardini con buon ritmo in questo caso, errore, da un buon tiro nasce una buona chance a rimbalzo come è stato nell'ultimo caso con Preschinite, altro errore però per Faenza, mani più che congelate anche per le romagnole che in precedenza sono riuscite ad andare a segno soltanto su tiro libero. Qui Caldaro sbaglia un rigore a porta vuota, era arrivata bene con il rimorchio ma poi ha sparato il tiro con troppa forza sul tabellone. Si rimane sul 6-2, più 4 palla in mano Faenza, 4,55. Schwienbacher consegna il pallone nelle mani di Preschinite che va a duello fisico con Niola. Un po' troppa energia secondo gli arbitri nella difesa della giocatrice classe 1993 del CUS. Si tratta del quarto fallo di squadra della compagine guidata in panchina da Federico Sciascia, mentre arriva un nuovo cambio, fuori Franceschini, dentro con la canotta numero 12 Elisa Policari, giocatrice interessante, classe 97 nel giro della nazionale under 20. Intanto altro canestro, stavolta su azione per Faenza che allunga sul più 6, 8-2 qui a Saduchessa. Il CUS che deve assolutamente trovare una chiave offensiva in questa partita finora stregata, si va in post basso addirittura con Striulli, situazione abbastanza inusuale, giro e tiro con errore per la giocatrice canotta numero 7 che poi va a spendere il fallo su Simona Ballardini. Altra sostituzione intanto con Kotnis che rientra, difficoltà per Caldaro che va a prendersi una pausa rincuorata ora dal suo allenatore. Doppio cambio, dall'altra parte immediata la risposta di Faenza che sta per mandare in campo con il numero 14 Serena Soglia, altra giovane molto interessante, fuori Preschinite, e poi ci sarà spazio per Federica Franceschelli tra qualche istante. Come detto, quinto fallo di squadra commesso dal CUS in precedenza con Striulli, non in maniera diciamo troppo lucida, ne approfitta Ballardini dalla lunetta, segna e porta sul più 8 la sua squadra, poi lascia il campo, va a prendersi un po' di meritato riposo. Come detto c'è Federica Franceschelli in campo per Faenza, altra classe 97, peraltro Franceschelli ci sarà modo di approfondire anche il suo curriculum. Altro post basso esplorato ma intanto per pochi secondi dal CUS, quindi penetrazione di Niola che va non lontana dal potenziale gioco da 3 punti. Probabilmente l'unica giocatrice che si sta realmente prendendo delle responsabilità in maniera positiva, però senza forzare eccessivamente. Niola è quella che sta mostrando più energia, più grinta, più determinazione. Non è certo una novità per il CUS. Primo libero realizzato, il secondo è sbagliato, tutti e tre i punti andati a segno dal CUS hanno la firma della giocatrice in canotta numero 15. 4 minuti e spiccioli da giocare nel primo quarto. Faenza che attacca ancora con Morsiani, un accenno di backdoor e poi la ricezione completata da Policari, trovata in punta. Schwienbacher prova ad accelerare dal palleggio, Niola tiene con lo scivolamento difensivo, mai più brava di lei Lisa Schwienbacher, giocatrice ex cestistica rivana, Bolzano anche in A2 Castelmaggiore. Provvede a realizzare il canestro del 12-3. Kotnis con buon ritmo da 3, questo non era un tiro costruito male assolutamente dal CUS, ma ancora
Conclusione rifiutata dal Ferro, palla sotto per Soglia, sbaglia la prima volta, anche la seconda, lotta a rimbalzo con Soglia che è comunque la prima ad arrivare sul pallone. Il Cus che deve crescere dal punto di vista anche dell'intensità, non può permettersi nel match contro la squadra quarta in classifica di arrivare seconda sui palloni vaganti. Ci deve essere necessariamente maggiore impegno, maggiore abnegazione. Qui Favento spara un pallone dove c'erano tante maglie nere pronte a sporcare la linea di passaggio, contropiede facilissimo, il layup comodo da parte di Policari per il +11, massimo vantaggio nella partita, 14-3 per Faenza. Favento con una tripla mandata ancora sul primo ferro, picchia in testa ancora l'attacco del Cus che riesce però qui a conquistare un extra possesso. Favento un tiro comodissimo da sotto, finalmente si sblocca Silvia Favento, vediamo se si sblocca il Cus che deve però fare meglio anche nella metà campo difensiva, mentre è pronto l'ingresso in campo di Lavinia Gaetani, sempre in tema di giovani, cercherà risorsa dalla propria panchina. Federico Sciascia, errore per Franceschelli, rimbalzo di Cotnis, corre in transizione Striulli, si fa vedere Ridolfi, può prendere questo tiro da 3 punti, manda sul secondo ferro. E poi il rimbalzo lungo che premia ancora Faenza con Policari, corre il campo, la numero 12 Ridolfi provava a marcare d'anticipo Soglia che si era distratto, il pallone si perde nel nulla, c'è un cambio per Faenza, anzi un doppio cambio per Faenza con Franceschini e poi con il numero 9 abbiamo il capitano Caccoli, dall'altra parte fuori Niola, senz'altro la più positiva in casa Cussina in questo avvio di gara. Come detto, Lavinia Gaetani fa il suo primo ingresso in partita. 1:58 per chiudere il primo quarto, ancora il palleggio di Lavinia Gaetani, esce a prendersi il pallone Ridolfi, sale dall'altra parte anche Cotni, spalle a canestro la polacca, buon movimento sul perno, sfortunata qui Aneta Kotnis, l'ultimo tocco a rimbalzo è stato ovviamente di una giocatrice di Faenza. Ci sarà la rimessa in zona offensiva per Silvia Favento. Il Cus prova a chiudere bene, quantomeno un primo quarto abbastanza difficile. Striulli per Favento, il tiro da 2 punti con errore, si lotta a rimbalzo, ancora Kotnis a tener vivo, ci riprova Favento, stavolta la mette da 3, importante per rimettere in partita il Cus. -6, 14-8, 2 possessi pieni di vantaggio per Faenza che attacca con Franceschelli, arriva dall'altra parte Meschi, poi Caccoli, il tiro dall'angolo non contestato, va in evidente ritardo qui la difesa, Caccoli la mette, giocatrice che ha dimostrato di poter essere importante in uscita dalla panchina anche nella partita giocata a Selargius da Faenza. Intanto un pallone di scarsa qualità, sporcato in maniera agevole dalla difesa, poi il fallo speso da Gaetani per impedire 2 punti facili da sotto a Elisa Policari, che dovrà dunque andare a guadagnarsi dalla lunetta questi punti. 49 secondi al termine del primo quarto, occasione questa per approfondire il percorso cestistico di Elisa Policari, guardia classe 97, arrivata a dicembre. Come detto, ha fatto parte della nazionale Under 20 che nel 2016 ha vinto l'argento europeo in Portogallo, 7,6 punti in 20 minuti di impiego medio in questa stagione per lei. Siamo sul +10, Faenza 18-8, Gaetani ancora dal palleggio, mano sinistra, poi Ridolfi in punta, 10 secondi per il tiro del Cus che ancora non ha costruito granché. L'end-off per Striulli, liberato comunque lo spazio bene per la tripla di Favento, sbaglia ma lotta alla grande a rimbalzo, strappa il pallone, si prende il fallo di Caccoli. Applausi per Favento che sta cercando di suonare la carica, diversi errori al tiro per lei, non sta mancando senz'altro l'impegno. Ci sono ovviamente 14 secondi ora per il tiro del Cus Cagliari, 22 invece per il termine del primo quarto. Posizione profonda per Ridolfi che fa sportellate con Caccoli, vola per terra, Ridolfi chiede un fallo che però non viene ravvisato dagli arbitri. Ci sarà rimessa dal fondo per Faenza, 17 secondi e ovviamente le romagnole possono andare fino alla fine
Franceschelli, mentre Soglia va a prendere posizione in posto, c'è Caccoli, dall'altra parte si va in direzione invece di Policani, gioco a due con Caccoli che rolla dentro, poi un pallone sparato sotto senza grande costrutto verso Soglia che non poteva assolutamente raggiungerlo. Brutto attacco qui da parte di Faenza, c'è un secondo ancora, vediamo se il Cus riesce a inventarsi qualcosa, magari un lancio lungo di Gaetani che invece serve Favento, la preghiera di Favento non accolta dagli dei del basket. Si va al primo intervallo con Faenza che è avanti a Saduchessa 18-8 sul Cus Cagliari. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Il Cus Cagliari ha provato ad accendersi nella parte finale del primo periodo, guidata dall'energia di Silvia Favento. Faenza è comunque avanti in doppia cifra, 18-8, per i primi 10 minuti di questa partita valida per la 16ª giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket girone sud, con il Cus che vuole ovviamente conquistare punti preziosi per la salvezza, ma che non ha assolutamente rinunciato alle possibilità di agguantare il treno playoff. Dall'altra parte Faenza pensa ovviamente anche alle Final 8 di Coppa Italia, ma vuole continuare a correre nelle posizioni nobili nella graduatoria, non vuole perdere assolutamente terreno. Intanto un altro tiro dall'angolo aperto per Caccoli che non si lascia pregare, più 12, massimo vantaggio nella partita per Faenza, 20-8 il punteggio. Favento chiamata a testa nell'attacco del Cus, buono il taglio di Ridolfi, qui non servita, Striulli, il pallone fermo, si va a vedere Kotnis, finta di tiro, la partenza, infrazione di passi qua, chiamata assolutamente condivisibile da parte degli arbitri. Kotnis è molto brava anche partendo lontano da canestro, in questo caso però aveva mosso il perno con leggerissimo anticipo, dunque come detto corretta chiamata arbitrale. Quel pallone sotto per Franceschelli, attaccata da Ridolfi, il pallone sputato fuori, poi di nuovo dentro per Soglia, prova a spostare Kotnis, non riesce comunque a mandare a segno il layup, si sbraccia dalla panchina Simona Ballardini mentre il Cus attacca. Favento in punta per Niola, chiama vicino a sé Giulia Ridolfi che esce per prendersi il pallone, attaccata da Franceschelli, un pallone qui di scarsissima qualità che Striulli non può assolutamente controllare, chiamata di palla contesa che in ogni caso premia il Cus, che in virtù della regola del possesso alternato potrà comunque rimettere dal fondo. C'è un'altra sostituzione, Ridolfi fuori, dentro Caldaro, vedremo se la lunga vicentina riuscirà a far meglio quanto non abbia fatto in un primo periodo non entusiasmante. 8:49 per la pausa lunga, richiamata l'attenzione di uno dei due arbitri dagli ufficiali di campo, qualcosa da sistemare probabilmente sul cronometro dei 24, ora a 8 secondi per il tiro del Cus, tutto confermato
E allora Favento per Cotnis in angolo, si fa vedere ma non può ricevere Striulli con la sua avversaria diretta che le porta tanta pressione. Striulli però è bravissima a costruirsi questo palleggio, arresto e tiro, una delle tante specialità della casa. Assegno Erika Striulli per il -10 Cus, qui capisce con grande anticipo l'idea dell'avversaria. Striulli rubata e contropiede vincente, prova ad accendersi ora anche Erika Striulli, rialza la testa il Cus che si schiera a zona, fronte pari, 2-3, questa è la chiamata di Federico Sciascia per provare a girare l'inerzia della partita. Attenzione perché Faenza perde un pallone in attacco ancora. Vedremo se sarà la mossa giusta e attendiamo ovviamente anche la contromossa da parte di Simona Ballardini, che potrebbe presto anche rientrare in campo. Striulli, scarico in angolo, Caldaro può mettere questo tiro perché ha mano molto educata e infatti segna Caldaro. Si alza Morsiani dalla panchina, sta per tornare anche Ieva Preschienite, dunque Ballardini per ora continua ad osservare la sua squadra chiamata a fronteggiare questa zona del Cus. Il pallone che circola ora sul perimetro, tripla difficile ma realizzata qui da Policari con talento, con gran mano, a distanza abbastanza lunga, quasi 7 metri, non ha esitato comunque Policari. 23-14, Faenza da una spallata al tentativo di rimonta del Cus. Cotnis per Favento, mette subito il pallone per terra, attacca il centro dell'area, Soglia usa un po' troppo le braccia con tentativo di contenimento, una penetrazione di Favento. Altro doppio cambio per Faenza, come detto, Preschienite, Morsiani fuori, Caccoli e poi con il numero 14 Soglia. Questa è la scelta di Simona Ballardini. In panchina Favento per la rimessa offensiva del Cus, si fa vedere e riceve Aneta Cotnis, si va in punta da Striulli, chiamato lo schema, 10 secondi per il tiro. Caldaro oltre l'arco, lascia il consegnato alle mani di Striulli, poi taglia a tutta velocità dentro, grande idea questo nell'attacco del Cus. Buona giocata a 2, non riesce per un altro errore di precisione da parte di Eugenia Caldaro. Comunque rimane la bontà della costruzione senz'altro. Intanto il fallo difensivo permette a Faenza di rimettere dal fondo. 7-10 alla pausa lunga, sempre zona per il Cus. Policari che ha dimostrato di poter far male da quella posizione, in questo caso va centralmente, poi Franceschelli che mette il pallone per terra, cerca la penetrazione da sinistra, molto brava qui Franceschelli a tenere anche l'equilibrio del corpo. 25-14, Faenza che sembra aver trovato le contromisure alla zona fronte pari di Federico Sciascia. Favento spara ancora un'altra tripla, secondo ferro, rimbalzo lungo che premia Rachele Niola, posizionata al punto giusto, taglio dentro di Caldaro che ancora una volta sorprende Policari. Non completa la ricezione stavolta Caldaro, a eccezione di quel buon tiro mandato a segno dall'angolo. In precedenza non è stata finora senz'altro la serata di Eugenia Caldaro, che comunque ha dei colpi assolutamente interessanti. Questo è fuori di discussione. Franceschelli ribalta il lato, Policari, partenza forse un po' sospetta in questo caso su Favento, si va fuori e poi ancora circolazione perimetrale. Ci sono 7 secondi per il tiro di Faenza. Franceschelli, la bomba centrale di Franceschelli, un piccione viaggiatore che si spegne stancamente sul secondo ferro. Favento e poi Striulli, il Cus per ricucire la metà campo d'attacco. Ora Favento, post basso, gran giro dorsale per Cotnis, il tiro in reverse che esce ancora per una questione di pura sfortuna. Favento comunque tiene vivo, il Cus ci riprova, ottima partenza qui il Cotnis, non secondo gli arbitri, ancora infrazione di passi, forse in questo caso la lettura è leggermente più severa da parte degli arbitri. Evidentemente c'era anche questa infrazione di passi, seppur per una questione di pochi millimetri. L'arbitro era molto ben posizionato. Qualche minuto di riposo intanto per Striulli, che lascia spazio a Sayas. 5:48 per chiudere il primo tempo qui a Saduchessa, palla dentro, ottima di Preschienite, poi Morsiani fuori, gran circolazione qui per Faenza, la ricerca del tiro ad alta percentuale, grande attacco
attacco da applausi qui per la squadra di Ballardini. Federica Franceschelli a segno con la bomba del +14, nuovo massimo vantaggio nella partita per Faenza, che ora corre in transizione ancora con Franceschelli, decide di attendere il piazzamento delle compagne con Preschinite, che era riuscita in qualche modo a tagliare fuori Aneta Kotnis con il movimento del corpo. Il pallone però è troppo profondo, intanto fuori Favento, fuori Kotnis, dentro con il numero 9 Valentina Zucca e con il numero 3 Giulia Ridolfi. Cerca di mulinare la panchina Federico Sciascia, che le prova tutte per dare una scossa alla sua squadra, che aveva fatto capolino in precedenza sul -8, ma che poi non è riuscito a riprendere del tutto Faenza. Qui Niola si trascina il pallone oltre la linea di fondo, spesso e volentieri comunque è chiamata anche a prendersi delle responsabilità con l'attacco che a volte picchia in testa, come già detto, per il CUS. Qui altro giro dorsale buono da parte di Morsiani, Caldaro usa troppo le braccia. Andiamo a osservare anche la situazione falli della lunga ex Velcofin Vicenza. Secondo anche per Caldaro, dovrebbero essere 2 anche i falli di Aneta Kotnis, dunque situazione disciplinare da tenere d'occhio per Sciascia. Qui mette il pallone per terra Franceschini, poi fuori per Morsiani, sale per ricevere Schwienbacher, tornata tra le protagoniste sul parquet, gioca a 2 con Morsiani che rolla dentro all'accoppiamento che voleva con Saias va ad aiutare, si perde completamente Morsiani, che però sbaglia un comodo appoggio da sotto canestro. Altra lotta furiosa a terra con la regola del possesso alternato, che ovviamente stavolta premia Faenza. 4,34 possesso offensivo per le ospiti, in vantaggio sempre di 14 lunghezze qui a Saduchessa nel 16° turno del campionato di Serie A2 femminile, che vede anche le sfide tra Forlì e La Spezia, tra Elite Roma e Umbertide, tra Bologna e San Giovanni Valdarno, tra Atena Roma e Campobasso, tra Orvieto e Selagiu. Sfida già terminata questa con la vittoria sul filo di lana della formazione di Fabrizio Staico, che continua a sognare un posto nei playoff. Chiudono il quadro Pistoia, Palermo e Savona Civitanova Marche. Tutto pronto per la ripresa del gioco, rimessa dal fondo per Schwienbacher, riceve Franceschelli, gioca 2 con Morsiani, rolla dentro ancora la numero 6, stavolta il cambio difensivo è decisamente meno favorevole, con Caldaro che con le sue braccia riesce a sporcare il passaggio, in qualche modo a propiziare questo recupero perfezionato da Sara Saias. C'è dunque Eugenia Caldaro, fuori Valentina Zucca, un passo dall'anticipo qui Schwienbacher, tiene comunque vivo Sara Saias, Ridolfi porta il blocco, quindi Valentina Zucca, fischio lontano dalla palla con Schwienbacher che spinge in maniera troppo evidente su Giulia Ridolfi. C'è il fallo personale della numero 4, andiamo a vedere anche qual è la sua situazione, soltanto il primo fallo della partita di Schwienbacher, sempre 28-14 il punteggio che non si muove ormai da diversi minuti. Ridolfi lungo la linea di fondo, poi cambia idea, Caldaro, ancora il suo tiro, ancora mandato a segno da 2 punti Eugenia Caldaro. Rosicchia 2 punticini a Faenza, che però può attaccare ora con Morsiani, taglia dentro a tutta velocità Schwienbacher nel tentativo di sorprendere Saias, poi ancora Schwienbacher che vuole avvantaggiarsi, spalle a canestro rispetto a Saias. C'è una differenza fisica tra le due, non tanto in termini di altezza quanto in termini di tonnellaggio, decisamente più fisicata la giocatrice ex Bolzano, che in questo modo va a guadagnarsi 2 tiri liberi a 3,41 dalla conclusione del secondo periodo. Primo ferro per Schwienbacher in questo caso, giocatrice classe 95 che tiri liberi con il 70% in stagione, realizza 7,7 punti di media, il secondo va dentro, 29-16 il punteggio ora sul tabellone luminoso del Palacus, mentre il possesso è per le padrone di casa con Ridolfi. Il blocco di Caldaro, si butta dentro Niola, una penetrazione delle sue, va fino in fondo per il -11, 29-18. Franceschelli per Faenza, 3,15, ancora Schwienbacher che ci ha preso gusto, vuole lavorare in avvicinamento a canestro, stavolta arriva l'aiuto tempestivo da parte di Valentina Zucca che deve correre a tutta velocità, poi
sul perimetro per chiudere su Franceschini, lo fa molto bene in questo caso. Caldaro corre il campo in contropiede, fermata da Schwiembacher in maniera fallosa. Ci saranno 2 tiri liberi per la lunga veneta, mentre sta per tornare Simona Ballardini. Assieme a lei ci sarà anche con il numero 15 Arianna Meschi. Fuori Schwiembacher e fuori anche Franceschelli probabilmente per Faenza. 2 liberi per Eugenia Caldaro, dunque giocatrice alla sua seconda stagione di militanza nelle fila del CUS Cagliari. 7,4 punti di media con 3 rimbalzi in 28 minuti di impiego medio da parte di coach Federico Sciascia, mentre c'è un'altra sostituzione. Fuori Niola, dentro Matilde Mancini, ex Virtus, dicevamo, di Eugenia Caldaro. 69% dalla lunetta per lei in questa stagione. Vediamo come se la cava. Il primo libero viene accolto dal ferro. Altra chance per Caldaro, 1 su 2 per lei. Siamo sul 29-19. Aggiornato ora il punteggio sul tabellone. Attirata in una trappola, intanto Ballardini riesce quasi miracolosamente a servire Meschi. Ci sono 10 secondi per il tiro di Faenza. Ancora il palleggio vivo da parte di Meschi. Pick and roll laterale con Preschinite, difficile, che non si completa per anche l'abnegazione da parte di Sara Saias. Applausi per la difesa del CUS, che ha saputo ben interpretare, come detto, questo pick and roll laterale messo in piedi in emergenza da Faenza per provare a portare a casa altri 2 punti in extremis. Zucca sul blocco di Ridolfi, poi cambia idea, va verso sinistra, non trova soluzioni. Ridolfi 1 contro 1 con Preschinite, la può battere ma deraglia totalmente Ridolfi in questo caso. Ballardini, 2,20. Ballardini spara il pallone dentro per Morsiani. Buon attacco qui, qualità del taglio ma anche qualità del passaggio da parte di Ballardini, che attende il rimorchio della compagna, tenendo in anticipo il gioco. Sale per ricevere Valentina Zucca, c'è il blocco di Caldaro, lui si muove verso il centro dell'area, ancora Zucca chiude il palleggio senza avere bene idea di cosa fare. Il CUS deve ancora lavorare in emergenza. Saias con la bomba sbagliata qui, difficilissimo mandare a segno un tiro costruito, come detto, in totale emergenza per la giovane ex Mercede Alghero. Ballardini spara dentro, ancora bene per Meschi, che però perde il tempo per il tiro. Allora Saias, con tanto impegno e con la collaborazione di Ridolfi, riesce a ottenere questa chiamata di palla contesa, che ora vale la rimessa per il CUS Cagliari. 1,29 per la pausa lunga. Valentina Zucca per Saias, ha chiamato lo schema offensivo, vediamo come si sviluppa il gioco del CUS. Mancini pressata, usa troppo le braccia, anche Franceschelli si fa ingolosire dal pallone, deve uscire, torna Policari. Primo fallo della partita anche per Franceschelli, e il quarto di squadra per Faenza. Avanti sul 31-19 qui a Saduchessa, chiede, ottiene il pallone Ridolfi, si gira, poi attacca lungo la linea di fondo Mancini. Zucca, buon tiro questo per Zucca, non un granché però la sua conclusione. Secondo ferro, 1 minuto 5 secondi. Meschi qui persa, Policari non si accontenta della tripla, vuole andare dentro, scarica praticamente sulla faccia di Preschinite, poi Ridolfi, pallone strano che comunque arriva a destinazione per Saias, rischia qui l'infrazione Caldaro, poi arriva la stoppatona di Preschinite che cancella la sua avversaria, spedisce il pallone al mittente. Rimessa dal fondo per il CUS, 15 secondi per trovare una soluzione, 50 secondi invece per tornare negli spogliatoi. Ridolfi mette il pallone per terra contro Preschinite, quindi Caldaro. Saias, gioco a 2 pronto con Caldaro che si fa vedere in posizione profonda ma non può ricevere. Mancini contro Ballardini, passo d'incrocio, poi Saias, quando ormai è troppo tardi, si prende la tripla. Applausi dalla panchina di Faenza per questa difesa, costretto ancora una volta il CUS a prendere un tiro difficile. Se da una parte ci sono senz'altro i meriti della difesa, dall'altra parte ci sono inevitabilmente anche le colpe di un attacco
capace in quasi 2 quarti di gioco di mettere a segno soltanto 19 punti, un bottino davvero troppo magro per pensare di dar fastidio alla quarta forza del campionato. Infrazioni di passi intanto per Faenza, che pure ha avuto i suoi problemi offensivi nel corso di questa partita, ma il punteggio basso in generale. 23 secondi, non può ovviamente andare fino in fondo il Cus. Ridolfi, Mancini fa vedere, ma Ballardini la controlla quantomeno in un primo momento. Mancini, Saias è pronta a Caldaro per bloccare, scarico in angolo, Ridolfi, linea di fondo, il tiro in reverso ancora difficilissimo. Freschiniti aveva difeso bene, un secondo per il tiro di Faenza. Policari non riesce a conquistare il pallone in tempo utile, si va alla pausa con Faenza che è avanti con merito qui a Saduchessa, 31-19 sul Cus Cagliari. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa.
J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Le squadre tornano in campo al Palacus di Cagliari, si riparte dal punteggio di 31-19. Queste le 10 protagoniste in campo, si riparte, primo possesso per Faenza con Schwienbacher, si allontana Morsiani, sale per ricevere Simona Ballardini, il blitz di Caldaro, Policari aveva protetto il pallone bene in precedenza. La giocatrice avversaria qui sospetta infrazioni di passi per Policari, che riesce comunque a depositare questo comodo lay-up da sotto. Ringrazia Morsiani per il gentile omaggio. 33-19, Striuli dietro la schiena, il movimento di Aneta Kotnis, sale in punta Silvia Favento, è accoppiata con Ballardini, bel duello questo, c'è Caldaro che va a cercare di prendersi il pallone in posizione profonda. Ballardini si aggrappa sulle sue spalle in maniera abbastanza evidente, c'è il fallo, lamenta una trattenuta di maglia invece Ballardini dal canto proprio, rimessa dal fondo per il Cus. Niola, vedremo se avrà altro approccio offensivo la squadra di Sciascia in questa seconda metà di partita. Striulli, Favento sempre accoppiata con Ballardini, si va in angolo da Caldaro, quindi Niola mette a posto i piedi da 3 punti, soltanto ferro per Niola, quindi Schwienbacher dall'altra parte corre Preschienite, riceve il pallone e riesce a realizzare con Niola che aveva cercato di disturbarla senza successo però nella circostanza precedente. Allora Caldaro, il taglio a ricciolo di Favento che poi vede dall'altra parte il movimento di Kotnis, l'idea è buona, la realizzazione molto meno. 35-19, palla in mano Faenza, Ballardini prova a sfondare in penetrazione in un altro bel duello, stavolta con Erika Striulli, fallo subito da Ballardini che ora discute proprio con l'avversaria diretta. Andiamo a vedere la situazione falli di Striulli, secondo personale di Ballardini, abbiamo già detto tanto, classe 81, 11,8 di media, la miglior marcatrice di Faenza, 26,7 minuti impiego media a partita, 81% dei liberi, quindi segna entrambi. A queste cifre aggiunge anche quasi 5 rimbalzi e 5 assist, sempre di media. Gara Simona Ballardini, difesa allungata qui per Faenza, scelta abbastanza particolare quando le ospiti sono avanti in maniera abbastanza tranquillizzante. Striulli riceve il pallone da Caldaro che poi taglia dentro, non riesce a trovare lo spazio per il tiro. Kotnis, Striulli allo scadere di 24, anzi oltre il cronometro dei 24, errore, o meglio possesso offensivo che naufraga ancora per il Cus allo scadere di 24 secondi. Silente in questo momento in panchina Federico Sciascia. Ballardini, pallone sporcato in questo caso, rimessa in attacco ancora per Faenza. 8 minuti 3 secondi per l'ultimo mini intervallo con Schwienbacher che riceve in punta. Senz'altro Faenza cercherà in questo terzo periodo di chiudere i giochi in anticipo, di non portarsi il Cus a contatto più o meno fino all'ultimo quarto, perché sappiamo bene che in virtù del suo carattere la squadra cagliaritana è in grado anche di compiere delle rimonte clamorose. Qui un fallo ancora speso dalla difesa, stavolta in lunetta ci va Eva Preschienite, giocatrice lituana, classe 93, nativa di Alytus, stessa città in cui è nata anche un'altra giocatrice ben nota nel basket italiano, così come Narviciute. 12,5 punti di media in 25 minuti per
Preschenite, 86% ai liberi, quindi segna entrambi, quasi 9 rimbalzi di media, cifre importanti per lei. Dunque Lunga, come detto, solida, in grado di fornire un contributo di grande affidabilità. Qui non premiata Niola dall'interpretazione arbitrale sulla rimessa, pallone che viene assegnato a Faenza. Schwienbacher, qui Striulli con una buona idea a mio giudizio. Sa che Schwienbacher tende a produrre quel movimento di potenza andando sulla sua destra e dunque cerca di anticiparla. Non viene premiata dal fischio qui Erika Striulli, ma probabilmente ci riproverà quando troverà accoppiata con Schwienbacher. Intanto Faenza getta via il pallone, il Cus che può portarsi dall'altra parte. Cus sempre fermo a quota 19. Striulli prova a risolvere in penetrazione e poi fa vento con la bomba del meno 17, 39-22. Ballardini qui sbilanciata, arriva anche l'aiuto di Caldaro, trovato dall'altra parte con il ribaltamento. Schwienbacher esita un attimo, poi si prende il piazzato, lo manda a segno, 41-22. Risponde Faenza che si riporta subito sul più 19. Kotnis, Striulli si apre, Caldaro non guarda neanche il canestro, prende il blocco di Favento, consegna poi il pallone nelle mani di Rachele Niola, cerca lo spazio per andare come sempre in penetrazione verso destra, fermata dal fallo. In questo caso sta per tornare Giulia Ridolfi per il Cus, vedremo chi uscirà. Ora Caldaro per la formazione universitaria, mentre ci sono liberi per Niola. Andiamo a vedere anche le sue cifre nel corso di questa annata, terza stagione al Cus per Niola. 5,2 punti in 24 minuti, 63% ai liberi, il secondo va dentro con un po' di fortuna. 24-41, questo è il punteggio sul tabellone del Palasport di Saduchessa. Qui la press paga dei dividendi importanti per le universitarie e time out chiesto dalla panchina di Faenza per provare subito le contromisure in questa soluzione adottata da parte di Federico Sciascia. Il Cus che ovviamente non ha più nulla da perdere, 26-41, 6 minuti 21 secondi per la conclusione del terzo quarto. Questa pausa ci consente di fare un po' il quadro sugli eventi di questo weekend sugli schermi di Directa Sport. Weekend come sempre molto molto intenso. La pallamano, davvero non manca nulla. Pallamano scontro al vertice nel campionato di Serie A2 maschile, Raimond Sassari contro Rapid Nonantola, partita che ci racconta il nostro Mauro Garau. Quindi domenica, come potete vedere, con tanti appuntamenti. Si parte già alle 10:30, Torres contro Lucchese, campionato di Serie C femminile di calcio a 11 alle 12:30. Herz Cagliari contro Roseto Sharks, diretta per LNP TV, prodotta da Directa Sport. Alle 14:30 calcio di Serie D, Torres contro Monterosi, calcio di eccellenza alle 15, big match Nuorese Sorso. Poi la seconda categoria, Città di Selargius contro Ferrini, quindi San Marco a Semini 80 contro Carloforte, e poi a chiudere il quadro il volley di Serie A2 femminile con il match tra Ermea Olbia e Polisportiva 2 Principati Baronissi, altro match salvezza molto importante. Intanto Faenza ha buttato via un altro pallone, come avete visto, 6 minuti 5 secondi. Il Cus cerca lentamente di risalire la china, c'è tutto il tempo per farlo, anche se la distanza da Faenza in termini di punti rimane ragguardevole. Il Cus che non riesce a realizzare, allora dall'altra parte prova ad approfittarne Meschi, chiude il palleggio, non ha bene idea di cosa fare, serve il post basso di Preschenite, difende Kotnis, fuori da Ballardini, si avvicina per bloccare Morsiani, gioco a 2 che però non si completa, eseguito molto male in questo caso. Ha chiamato un cambio dalla panchina Simona Ballardini.
allora Striulli per Ridolfi in punta, chiede il pallone Silvia Favento, il cambio con Ballardini che resta sulle sue tracce, il pallone sparato in angolo, qui Niola con la ricezione problematica, poi il pallone portato dall'altra parte per Ridolfi, palla persa dal Cus, attacco abbastanza censurabile con Federico Sciascia che non ha ben compreso probabilmente questo fischio arbitrale e in ogni caso anche molto arrabbiato con la sua squadra che ha gestito in maniera più che rivedibile un pallone che poteva essere importante per rosicchiare degli altri punticini a Faenza. Rimane in pieno controllo di questa partita, come detto miglior attacco, 72,2 punti di media realizzati, leggermente sotto media comunque a questo punto del match la squadra di Cristina Bassi. Intanto Soglia chiede il pallone, dimenticata qui Policaricus che si becca anche questo canestro che fa malissimo anche dal punto di vista del morale, persa sul blocco in una situazione abbastanza banale Policari. Infatti Sciascia subito chiamato il cambio che ha tutta l'aria di essere abbastanza punitivo, sono autrice dell'errore precedente. Tornerà Eugenia Caldaro. Intanto Faenza con Meschia tirata sul raddoppio, non ci casca, cerca il giro dorsale qui Morsiani, abbastanza maltrattata da Favento in maniera regolare. Favento che poi conquista il rimbalzo dopo l'errore, protegge il pallone offerto poi a Striulli, libera in angolo Ridolfi, si attende per il taglio di Cotnis, arriva in ritardo qui Policari, il fallo c'è assolutamente tutto da parte della numero 12 di Faenza. Sta per arrivare il momento di Eugenia Caldaro, esce Favento che ovviamente deve amministrarsi anche dal punto di vista del minutaggio dopo infortunio grave che è capitato. Sulla panchina di Faenza invece nessun cambio in vista, Cotnis mette il primo tiro libero, 27-43. Anche il secondo libero, anzi il secondo libero è sbagliato da Aneta Cotnis. Dunque Faenza che torna in attacco, il pallone profondo per Soglia che ha commesso, se non abbiamo visto male qui, un'infrazione di 3 secondi. Allora il Cus può tornare dall'altra parte, lo fa passando da Aneta Cotnis, quindi il movimento a smarcarsi di Giulia Ridolfi. Striulli, la sua uscita dai blocchi ostruita in maniera irregolare da parte di Franceschelli. Anche qui il fischio è assolutamente condivisibile. 4 minuti e 5 secondi ancora per questo terzo quarto. Favento passeggia a ridosso della sua panchina e cerca di massaggiare la coscia destra, forse anche qualche problema muscolare. Intanto errore, un tiro dall'angolo da parte di Striulli, si sente in dovere anche in alcune circostanze di forzare per provare in qualche modo di risolvere questa partita. Soglia stoppata da dietro in maniera perfetta da Cotnis, scarico sotto per Caldaro, ancora non trova il tempo per il tiro, Niola rifiuta un tiro da 3 punti che forse avrebbe dovuto prendere e allora il Cus fatica a trovare un altro tiro aperto. Cotnis si prova dall'angolo, sbaglia, qualche segnale di sfiducia, diciamo così, per le universitarie, abbastanza comprensibile comunque a questo punto della partita. Soglia, Franceschelli ora sul blocco della compagna, quindi va in angolo, Policari scarica per Morsiani, insiste Faenza, 2 secondi per il tiro, la tripla esce per un soffio da parte di Franceschelli, tiene vivo però Soglia. Altri segnali non incoraggianti da parte del Cus che non riesce ad arrivare su questo rimbalzo difensivo. Giustamente arrabbiato il tecnico Federico Sciascia, mentre fuori per Faenza Morsiani torna il capitano Caccoli, spazio ancora le giovani, Lavinia Gaetani in campo, esce Niola. Tutto questo quando mancano 3 minuti al termine del terzo quarto, con Faenza che può usufruire di un'altra rimessa
nella zona offensiva. Franceschelli, il pallone subito sotto per Soglia. Qui Kotnis si era fatta beffare nel duello fisico con l'avversaria, per sua fortuna non ha realizzato Soglia. Striulli, quindi Caldaro e poi ancora Striulli, chiede il pallone invano. Kotnis anzi riceve in questo momento, si gira contro Meschi, la può attaccare, preferisce invece ribaltare. Ridolfi si incaponisce qui lungo la linea di fondo, va a un passo dal fallo in attacco. Gaetani trova il rimbalzo d'attacco, la correzione da sotto per Lavinia Gaetani, i primi 2 punti della sua partita, 29-43, 2-25. Soglia mette subito il pallone per terra, poi apre in angolo per Policari, qui strada è chiusa, buona difesa di Striulli che induce l'avversaria a commettere infrazione di passi in tutti i modi. La panchina del CUS con Federico Sciascia ma anche con il suo assistente Andrea Ghiani prova a ridare energia ed entusiasmo alla squadra. Come detto, la partita è ancora lunga, 2:10 per chiudere il terzo quarto. Il tempo per rimettere in piedi le cose ci sarebbe anche. Striulli però sbaglia ancora, andando verso destra cercava il layup, poi allunga una mano sul pallone, non lo trova Striulli. Altro fallo mentre esce Policari ed entra per Faenza Schwienbacher. Terzo fallo personale intanto per Striulli, deve stare attenta la numero 7 in canotta bianca, mentre viene spedita in lunette, in questo caso Arianna Meschi per Faenza. Il primo libero è realizzato. Meschi che tira i liberi col 72%, il secondo non va dentro per la giocatrice nativa di Montecchio Emilia. Palleggio di Lavinia Gaetani, poi raccoglie il pallone, va fuori, poi si torna dentro da Aneta Kotnis, il pallone che si arrampica sul ferro e poi va dentro. Meno 14 CUS, anzi meno 13, 44-31, si va subito sotto dall'altra parte da Soglia. Altro errore, il CUS può accelerare, deve accelerare in questo momento della partita, è il momento giusto, forse l'ultima chance per riaprirla davvero. Qui Striulli con l'hesitation si guadagna il fallo da parte dell'avversaria. Fuori intanto Soglia e dentro Preschienite per Faenza. Momento delicato per le ospiti che non vogliono dilapidare il vantaggio costruito con autorità. Striulli con il primo tiro libero dentro, 89%, anzi 86% a cronometro fermo in stagione per Striulli, 14 punti di media, 3 rimbalzi, 5 assist a partita. Queste le cifre della classe 1989 che mette anche il secondo. 32-44, attenzione perché il CUS non vuole arrendersi, qui rischia l'infrazione di campo, forse Meschi conserva comunque il possesso Faenza con Schwienbacher, quindi Preschienite, ancora il pallone fuori in direzione della numero 4. Meschi prova a battere dal palleggio Gaetani, poi trova lo spazio molto bene per il tiro da 3 punti allo scadere dei 24. Franceschelli per spegnere sul nascere l'entusiasmo nel CUS. 47-33, tiro provvidenziale ma ben trovato, aveva metri di spazio Franceschelli, conclusione di buonissima qualità. Striulli, Kotnis va a bloccare, palleggio, arresto e tiro. Striulli corto, lavora bene a rimbalzo Kotnis, correzione da sotto per la polacca. Il CUS rialza subito la testa dopo la tripla di Franceschelli che poteva far malissimo dal punto di vista psicologico. Qui forse commette infrazione di passi Franceschelli. Sciascia si arrabbia tantissimo e trova il fallo tecnico, insiste nelle sue rimostranze piuttosto veementi e vediamo se l'arbitro ora tollera queste nuove proteste. Libero più possesso per Faenza, ancora
la rabbia del tecnico Cussino. Poche volte lo abbiamo visto così infuriato per una decisione arbitrale in questi anni. Il A2 femminile infatti viene richiamato dall'altro arbitro, a maggior calma, qui persa totalmente, gravissimo errore su Schwienbacher. Lay up da sotto, comodissimo, 49-35, ringrazia Faenza. Erika Striulli dal palleggio, qui cambia mano, lascia sul posto Meschi, poi apre in angolo Gaetani. Kotnis chiede il pallone, viene ignorata Gaetani, però pesca il jolly allo scadere del terzo quarto. Gran canestro per il gioiellino del vivaio del CUS. 49 per Faenza, 37 per il CUS. Abbiamo ancora una partita qui a Saduchesa. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Si torna in campo con Ridolfi, Striulli, Caldaro, Gaetani e Kotnis. Per le padrone di casa risponde Faenza con Schwienbacher, Meschi, Preschienite, Franceschelli e con il numero 9 Caccoli. Stavolta sono le ospiti a cambiare atteggiamento dal punto di vista difensivo per amministrare questo tentativo di ritorno da parte del CUS. Ridolfi sbaglia, rimbalzo che cade nelle mani di Arianna Meschi, quindi Schwienbacher, meno 12. CUS Cagliari, palla in angolo per Meschi, poi mette il pallone per terra, prende il blocco di Preschienite, circolazione sul perimetro, poi palla dentro per Preschienite che non riesce a completare la ricezione, corre in contropiede dall'altra parte Striulli, il tiro da sotto è vincente per il meno 10, 49-39. Attenzione allora alla rimonta delle universitarie. Meschi, palleggio aperto con la mano sinistra, poi fuori da Franceschelli, chiede disperatamente il pallone in posizione profonda. Preschienite ignorata, riceve quando ormai è troppo tardi, in frazione di 3 secondi. Torna l'esperienza, la leadership di Simona Ballardini. Fuori Caccoli, fuori anche Meschi. E c'è pure Lucia Morsiani per Faenza. Lascia rotolare il pallone per terra Gaetani per guadagnare qualche secondo. Striulli, Caldaro, quindi Ridolfi, circolazione rapida, il pallone in post basso per Kotnis, era abbastanza telefonato. Più 10 palle in mano per Faenza.
Ballardini, il movimento di Morsiani, eccola a ricevere vicino a canestro contro Ridolfi, Franceschelli, poi ancora Morsiani, prova a riaprire dall'altra parte Preschinite, l'ultima a toccare è stata Striulli, comunque tutt'altro linguaggio del corpo ora per il CUS, tutt'altro atteggiamento. A sottolineare peraltro anche la prestazione della giovanissima Lavinia Gaetani, che si sta guadagnando questi minuti importanti nel corso dell'ultimo periodo. Intanto, a proposito di minuti importanti, Simona Ballardini sente il momento di difficoltà della sua squadra, torna in campo e mette subito una tripla dall'angolo molto molto pesante nell'economia anche emotiva della partita. Striulli vuole rendere subito pan per focaccia ma non ci riesce, rimbalzo lungo proprio per Ballardini al piccolo trotto, stavolta attende che le compagne si posizionano per l'esecuzione dello schema offensivo. Qui infrazione di passi evidentissima commessa da Schwienbacher, gli arbitri tollerano, Morsiani si smarca usando il fisico, poi sbaglia, poi ancora il rimpallo in qualche modo quasi di stampo calcistico vinto da Kotnis, il piazzato alla media sbagliato con tanta sfortuna da parte di Striulli, che di solito questa conclusione la mette anche a occhi chiusi. 52-39, 7:40 per la conclusione della partita. Preschinite, Schwienbacher si smarca ancora Preschinite, ci sono ancora i 3 secondi, probabilmente stavolta non arriva il fischio arbitrale. Ballardini con un altro grandissimo canestro, coefficiente di difficoltà molto molto elevato per Ballardini, oppure fa valere anche il fisico ma soprattutto il talento, direi. 54-39, 5 punti fondamentali, un break interamente firmato dalla giocatrice faentina, mentre torna Favento, forse proprio per contrastare il rush di Ballardini. Esce Caldano, 7 minuti 9 secondi per l'ultima sirena. Favento che per il momento si porta sulle tracce di Morsiani ovviamente, mentre Schwienbacher conduce l'azione offensiva, poi lascia per Preschinite, ancora la partenza di Schwienbacher, taglio a tutta velocità di Ballardini che cercava di far notare un contatto con Gaetani, distratta qui Ridolfi, arriva il canestro di Morsiani, forse evitabile. 56-39, sul meno 10 si è spento un po' l'ardore agonistico del CUS. Qui Striulli cerca farsi spazio sulla pressione difensiva di Schwienbacher, pressione fallosa secondo gli arbitri. Quarto personale per l'ex Bolzano, rimessa in attacco per il CUS, 15 secondi per trovare un tiro. Ancora qualche istante di attesa prima della ripresa del gioco. Gaetani per Favento, accoppiata con Ballardini, taglio di Kotnis, liberata da un blocco ben portato. Qui Kotnis poi non riesce a tirare, allora deraglia un po' l'attacco, poi l'errore di Morsiani, dall'altra parte lotta Ballardini, finisce per terra. Il possesso sarà per il CUS, protesta Ballardini, voleva una spinta da parte di Gaetani che senza timori reverenziali però negli ultimi possessi difensivi sta cercando di rendere la vita complicata. Si rimane sul 56-39 in favore di chi difende, proteste prolungate da parte di Simona Ballardini, mentre il gioco è ripreso. Favento in punta, Ridolfi si va a vedere Striulli, Favento, il tiro dall'angolo lungo, Schwienbacher col buon rimbalzo difensivo, mette un po' di pressione Kotnis, vediamo se corre in transizione. Faenza trovata subito sotto Preschinite senza troppi complimenti. Favento va a spendere il fallo, sta per tornare Valentina Zucca per il CUS Cagliari. Esce probabilmente Ridolfi, qualche sbavatura difensiva, precedenza è costata anche il canestro. Preschinite torna in lunetta allora per Faenza, Faenza che può chiudere definitivamente i giochi, sta avvicinando al +20 la squadra di Simona Ballardini. Sempre questa esecuzione particolare per Ieva Preschinite, comunque efficace, cerca la concentrazione per il secondo tiro libero, con la gamba arretrata che si sposta all'indietro mentre le braccia sono
protese in avanti, meccanica curiosa ma come detto vincente, almeno nell'ultima circostanza per Preschienite. Qui la penetrazione di Franceschelli, ancora un'infrazione di passi probabilmente, ma non è così secondo gli arbitri. Faenza che si porta sul 60-39, perché a questo punto inizia già a pensare al prossimo impegno che vedrà protagonista Premura Amiche contro Forlì sabato prossimo alle ore 20:30. Partita molto interessante, un derby in salsa romagnola, mentre il CUS cercherà in qualche modo di rifarsi sul difficile campo di Umbertide. Ancora Ballardini da sotto, stavolta Gaetani non può far nulla ovviamente in una situazione di avvicinamento a canestro. 62-39. Dicevamo di Faenza lo scorso anno settimo posto in regular season e poi una cavalcata impensabile nei playoff, eliminate prima San Giovanni Valdarno, poi Bologna e quindi l'Alpo Villafranca di Verona in finale. È arrivata la sconfitta poi nello spareggio contro Vigarano, spareggio incrociato tra una delle ultime formazioni insomma della Serie A1 e la squadra che invece ha vinto i playoff, aveva vinto i playoff della Serie A2. In questo caso, come detto, è arrivata una sconfitta ma per soli 3 punti di differenza contro una compagine di categoria superiore. Si riproverà quest'anno Faenza, che peraltro potrà godere anche della vetrina molto prestigiosa delle Final 8 di Coppa Italia. Nuovo assetto intanto per il CUS, ridisegnato da Federico Sciascia per questo finale con un doppio cambio: Niola, Striulli, Pavento, Zucca e Caldaro. Qui Niola si incaponisce nella soluzione personale, poi forse un pizzico frustrata va a spendere un fallo non troppo produttivo su Ballardini. 4:15 e già scorrono i titoli di coda su questa partita. Il CUS recupera palla con Striulli. CUS dicevamo che dovrà ancora rimandare l'appuntamento con la prima vittoria nel 2019, ci attenderanno impegni più abbordabili. Intanto altra palla recuperata e Faenza che sembra aver un po' staccato la spina. Morsiani in campo, c'è Ballardini che subito riporta all'ordine la sua squadra. Qui tolta la sedia Schwienbacher, rischiava di scivolare col pallone in mano. Preschienita da sotto, il più facile dei canestri della sua partita, 64-41. 3:35 sarà spazio, immaginiamo, per qualche giovane in questo finale. Striulli, movimento dentro di Caldaro, ora si muove soltanto Valentina Zucca in uscita da un blocco, poi va a scontrarsi contro il muro difensivo eretto all'avversaria. Ballardini da sotto, altri 2 per Ballardini, che si gode anche il duello personale con Striulli. Un po' di trash talking tra le due, senz'altro le più talentuose in questa partita. Striulli vuole rispondere col tiro da 3 punti, lo sbaglia però, rimbalzo per Preschienite. Passaggio di apertura per Ballardini. Faenza che gioca sul velluto, 2:50, si fa scorrere anche ovviamente il cronometro. Vi abbiamo parlato già dei prossimi impegni di queste due squadre. Si è trattato dell'ultima trasferta in terra sarda per Faenza, che di recente aveva perso, come abbiamo già raccontato, contro il San Salvatore Serargius. Faenza che si presentava a questa partita con un record di 11 vinte e 4 perse. Il CUS rimane invece in 10ª posizione con 12 punti. CUS che sperava di uscire dal doppio impegno casalingo con meno 2 punti in più in classifica. La missione non era semplice perché ovviamente si sono affrontate prima Bologna poi Faenza, due squadre che stanno lottando ai vertici del girone sud del campionato di Serie A2 femminile. La sconfitta ci sta, ma siamo certi che dal punto di vista della prestazione Federico Sciascia e il suo assistente Andrea Ghiani avrebbero gradito qualcosa in più sulle due metacampo. CUS molto macchinoso dal punto di vista offensivo a inizio partita, poi
A un certo punto nel terzo quarto si era trovato un po' la quadra, ma la squadra si è smarrita. C'è stato un break a un certo punto. Ballardini ovviamente sugli scudi dall'inizio dell'ultimo quarto. Lì è terminata la partita sostanzialmente. Mentre Saïas prova a mettersi un po' in luce, c'è il mismatch con Preschienit, prova a batterla in velocità, ma è rapida di piedi anche la lituana, che ricaccia indietro il pallone. Zucca per trovare quantomeno la gioia personale, sbaglia, Ballardini corre in contropiede, qui errore inusuale per lei, si palleggia su un ginocchio. Palla buttata, Caccoli torna in campo, fuori Preschienit che lascia dunque Cagliari con una bella giocata difensiva. Spazio, come preannunciato, per qualche giocatrice del vivaio. È il caso di Anna Santoru che va a rilevare Silvia Favento a 1:36 dalla conclusione di questa partita. Saïas per il Cagliari, quindi Matilde Mancini, Rachele Niola, si sposta Valentina Zucca, ancora Saïas sul blocco di Santoru, quel pallone in angolo, Mancini si prende il tiro, secondo ferro, Ballardini prendere l'ennesimo rimbalzo, spara una mano, passaggio baseball per Morsiani, troppo lungo però il pallone. Si attende ormai soltanto la sirena finale di questa partita, che Faenza vince con merito. Cus che ci ha provato, ma forse in maniera un po' troppo blanda. Il Cus che abbiamo visto nel derby era senz'altro in grado di impensierire anche una squadra di alto livello, così come il Faenza Basket Project. Altro cambio per Sciascia, torna Gaetani, che possiamo probabilmente premiare con l'ideale palma di MVP di questa partita, un MVP di incoraggiamento per questa ragazza che ha messo alcuni canestri importanti, prova tuttora a portarsi in zona difensiva senza timori Simona Ballardini, che cerca di resistere, lo fa molto bene. Gaetani protegge l'area, un tentativo di attacco proprio l'esperta giocatrice romagnola. Ultimi 30 secondi della partita, MVP ovviamente Gaetani per quanto riguarda il Cus Cagliari, mentre Caccoli mette un'altra conclusione. Per Faenza è difficile trovare un singolo che si distingua, è un po' la storia di tutta la stagione, la squadra faentina, sempre delle solide prestazioni di squadra. Intanto liberata, Mancini al tiro realizzato con la mano sinistra. Ultimi 7 secondi con Ballardini, che ovviamente non andrà a prendere un'altra conclusione. Cala il sipario sul match di Saduchessa, lo vince il Faenza Basket Project con il punteggio finale di 68-45 sul Cus Cagliari, che dunque deve ancora rimandare l'appuntamento con la prima vittoria nel 2019. A me non resta altro che ringraziare Andrea Farris per le immagini, per la collaborazione tecnica, da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di serata e arrivederci ai prossimi eventi targati directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.